Le troupe stanno già girando da una settimana a cavallo tra gli alberghi delle Terme e i Colli Euganei. Sono le riprese di Italian Business, il primo film della casa di produzione padovana Up Movie in collaborazione con Easy Cinema, storica società di Cinecittà. Film che parla veneto, a cominciare dal regista e dal cast, in cui c'è Umberto Smaila con il figlio Rudy, Pippo Franco, Fabrizio Corona e molti volti locali. Il protagonista però è il romanissimo Maurizio Mattioli, una commedia sul tema serissimo dell'Italia ai tempi della crisi. Come no? Equitalia, fine mese che stenta ad arrivare, e la corsa alla sopravvivenza per taluni, per altri un po' di meno, per altri i problemi sono diversi, ma insomma di fondo c'è questo respiro di instabilità che il paese vive e che tutti vivono, al nord, al sud, al centro. Io sono un albergatore in dissesto, un albergatore che sta fallendo, sta sull'orlo del baratro, insomma, e quindi chiede disperatamente all'ASPA e chiede aiuto a destra e a sinistra. Insomma. Non mi fate tutta la trama, amore, se no che fa, ma capito? In questo film qual è il suo ruolo? Il film è il business all'italiana, è il ruolo di un amico di Maurizio Mattioli che fa il cameriere, il quale gli consiglia una soluzione per risolvere appunto un grave problema che lui ha di natura economica, che però risulta poi piuttosto articolata, piuttosto difficile, insomma la trama del film è proprio questo, è il business all'italiana. Un ruolo un po' torbido questa volta. No, andiamoci piano, sennò poi la gente pensa che faccia colpo grosso. No, no, questo... Su 7 Gold andrebbe bene. Era la mia televisione in effetti, mia così, per dirla in maniera cabarettistica. Diciamo che i veneti se la ricordano molto, ma molto bene. Anche i siciliani, non preoccuparti, e tutti gli italiani. No, voglio dire, è un film molto divertente, una commedia, Italian Business, dove il Veneto diciamo, fa un po' da padrona, a cominciare dal regista che è Mario Chiavallin, noto produttore televisivo, che passa al cinema come sua prima esperienza. Io scriverò anche la colonna sonora come mia abitudine, c'è mio figlio Rudy Smaila, e insomma una gestione familiare per quello che riguarda una certa parte. Poi abbiamo grandi nomi dello spettacolo. Il Grand Hotel di Viale Stazione a Montegrotto Terme e l'antica trattoria Ballotta a Torreglia sono i due scenari principali della pellicola, che si propone quindi anche di promuovere bellezze e prodotti del territorio. Allora non siamo a Cinecittà, siamo a Cine Torreglia, quindi bellissima occasione per presentare il territorio, per far vedere anche nel grande schermo la nostra cucina, le nostre belle cose. Sono molto contento. Con una bella vetrina per i prodotti del territorio, sul set cosa avete portato? Abbiamo scelto questa avventura per il Fior d'Arancio, abbiamo deciso di sposare la commedia italiana e di portare appunto il Moscato Giallo dei Colli Euganei in giro per l'Italia. Come verrà raccontato questo periodo italiano così difficile? Ma noi l'abbiamo messo estremamente in chiave comica, proprio per evitare qualunque, come si dice, parte politica. Ecco, noi siamo abbastanza neutri, abbiamo cambiato anche il titolo perché era Job Act, l'abbiamo tolto. Un momento fantastico questo per la carriera di Maurizio Mattioli, impegnato in 2 film già usciti e in TV con 2 fiction, tra cui l'esordiente Ribocchiamoci le maniche al fianco della Ferilli. È andato bene, ieri è andato bene, speriamo che mantenga questo share. È stato un impegno piuttosto faticoso perché con Stefano si fatica molto. È una fatica sempre ben riposta, insomma. E alla Biennale di Venezia Mattioli ha appena presentato il prossimo film, Il crimine non paga, biennale che si dice abbia perso un po' del suo smalto in questa edizione. De smart abbiamo perso tutti in Italia, insomma, su tante cose, nell'economia, in tutto, nelle arti lavorative, come devo dire, tutti quanti hanno sentito e subito una crisi forte, però siamo un popolo che ha passato tanto, ha passato le guerre, ha passato e passerà pure questo. Certo, questo comincia a essere un po' lunghetto, di periodaggio, però lo passeremo sicuramente. E per il pubblico di 7 Gold, saluti speciali. Cari amici di 7 Gold, vi saluto. Tra l'altro so che mio figlio viene spesso da voi a parlare di calcio e noi ci ricorderemo del mitico colpo grosso. Grazie di avermi ascoltato, grazie a tutti gli amici di 7 Gold, grazie, ciao. 7 Gold di Mortacci, ciao.
ciao, ciao, ciao.